Perché mi messo meglio. Questo è famoso, sapete, uguale, è un po' più grasso di te. Sì, Però il però resto sembrate fratelli. allora Ma tu questa botte però è un po' deforme. ascoltate, mi sono fermato qua perché vi mostro un altro problema di Venezia, della soglia della porta del campanile, dove che la è? Dove immaginare che in realtà la soglia era molto più bassa. Quando che guardo in Venezia, guardi dove si è restaurata perché Venezia lei si è peita un metro e mezzo sotto, dove immaginate anche qua davanti che non era una scalinata, che la chiesa la viene scalinata davanti. Quindi non hanno di vedere una Venezia in cui il piano d'acqua, il piano terreno, lei taglia via a metà. Oggi pomeriggio alla Querini vedremo questo fenomeno, alla Quitrini vedremo il fenomeno molto. Allora, il ponte delle Bambe, guardate là, quella ponte delle Bambe. Perché probabilmente il primo ponte era di parapetti. I ponti di Venezia erano i parapetti. Quindi Tosarta prosecchino potessi andare. I parapetti, le bande, le rivattardi e non te poteva fermarti in mezzo al ponte intrigato. Da qui l'espressione tirati in banda. Non sta intrigato, tirati in banda, stai verso il parapetto. Allora, il 2 di febbraio è la festa della Candelora, il 2 di febbraio tutti gli anni là sul ponte rivede il Doge. Rivede il Doge ma non poteva smontare dal ponte, doveva stare là perché veniva fuori il Piovan di Santa Maria Formosa, la vendita dei preti, il Piovan si manteneva con la rendita di questi edifici e non lo si venisse, e che buttava una tovaia ai piedi del ponte e finché il Doge non l'aveva buttata dentro una moneta, non lo si esce. Era la bianca sta moneta. Cosa che era che moneta? Era la tassa per passare il ponte. Sapevo come che si chiama la tassa per passare un ponte? Pontatico. No, no, pontatico. Comunque ne approfitte per dirti che le tasse non le ha inventate, è il nostro mare, il pontatico c'era già. Dopo il Doge veniva. Come mai che veniva qua il 2 di febbraio? Perché ricordava un avvenimento di 1100 anni fa. Qua vi n'era 12 fanciulle, oneste, vergini, non le era passate da ancore, e le si sposea, 12, e i Casseleri, la confraternita dei Casseleri, questa qua tra Cesa e il Campanile, scuola vuol dire confraternita, e deve fare 12 casse nuziali per venire dentro la dota, perché le femmine senza dota non poteva sposarsi. Ciò nel bel mezzo della cerimonia non arrivano i pirati, li tira su le femmine, pazienza, li tira su anche le casse. I Casseleri non potevano permettere una roba del genere, insegue i pirati, li raggiunge a Caorle, li massacra i pirati, li recupera le 12 spose e le 12 casse. Un atto di grande eroismo a difesa della città, dell'onore della città, per cui è il Doge e glielo manda i Casseleri, cosa che può fare in segno di riconoscenza della città nei loro confronti. Stia attenti perché qua ne parla di alta politica. Sapete cosa che lo manda i Casseleri? I Casseleri lo chiede al Doge di venire qua nel giorno della ricorrenza, il 2 di febbraio, tutti gli anni. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire da parte del potere ufficiale dare un ruolo politico alla confraternita dei Casseleri. Il Doge si pente della promessa, adesso vi parlo in termine tecnico, fiori, e tenta di tirare in giro lui subito. Dice, cavolo, lo combinava grossa. Allora gli dice, e se piove? E lui gli risponde che guardaremo. E allora quando scendeva dal ponte dopo aver pagato la tassa, gli mettevano subito un cappello in testa. Il Doge, termine tecnico, cerca di nuovo di tirare in giro il culo, e dice, se chiarissi sì, e lui gli risponde, te daremo da bere. E allora quando scendeva gli mettevano il cappello in testa, gli mettevano in mano un goto di malvasia e 2 orange. E a quel punto il Doge poteva scendere e qua c'era una grande festa, perché per ricordare quell'avvenimento i Casseleri a loro spese ogni anno dotavano con casse iniziali 12 fanciulle povere e vergini sottraendole alla prostituzione, perché sapete che senza la dote una donna non poteva né andare in monastero perché ci voleva la dote e né sposarsi perché ci voleva la dote. Allora loro sottraevano ad Arcore 12 fanciulle
avete capito? E poi le portavano in trionfo per tutto il campo, dove si faceva la caccia al toro, si ballava la furlana, la caccia all'oca, la caccia alla gatta, bisogna portare una gatta all'estate. No, guarda che la crudeltà nei confronti degli animali è sempre stata. Stai attenti, dal 1300 io sostituì le 12 fanciulle vergini con 12 manichini. Ci ritrovi a Pia materia prima. Con 12 cose? Manichini di legno. Qualereo è il nome femminile più diffuso, Maria, come se ci avessi i manichini di legno, Marione, da cui deriva l'espressione Tessina Maria de Tola, cioè inespressiva, e deriva marionetta, e deriva marionetta. E dopo, grande festa. Campanile barocco, allora là aveva la chiesa che era rinascimentale, è la prima chiesa che ha una tomba in facciata. Il cappello, vedevo che è un ammiraglio, perché dà il bastone dell'ammiraglio in mano. È la prima facciata pagata da un committente privato che però vuole la tomba sulla facciata, dopo tante altre chiese veneziane copiate. Rinascimentale anche la scuola dei Casselletti, questo è il barocco, il lontano. Il barocco il vuol stupirti, meravigliarti, coglierti di sorpresa. Allora il campanile fa finta di essere una candela accesa che gocciola accesa, dopo lo vediamo. Guardate il mascaron. Il mascaron è un demonio che fugge via perché questo è il luogo consacrato. Io presente Notre Dame all'Orma. I mostri venivano verso l'interno, in scampa, e diavoli spaventati dalla sacralità del luogo che scampa via. Questo li spaventava la sacralità del campanile e scampa verso l'esterno. Un poco e va a girare perché io avevo capito? Ecco perché la sta espressione, le ha girate, perché io Dio mandarlo via. Allora Roberta un dia alle 4 Pigi il Varda, Pigi nel medentista, no? Che è amico, il Varda il mascherone, il mercatone che servì a lavoro appuntiere qua con un oculista e la vita che servì a lavoro perché lei è anche a straoccio. Poi qua la disoccupazione si risolve, le mie lavoro per tutti, guardate che roba. Vieni in campo, allora 9 teglie sotto il sole in campo, campo Santa Maria Formosa, de un colpo di occhio, girava intorno perché aveva il gotico, il rinascimento, il bizantino, basta girare e immaginate tutto colorato, immaginate i pozzi con le scalinate, adesso il campo le sta tante volte alzato, quindi dove fare il restauro. Deve capire che era tutto colore, che la pavimentazione era molto più bassa, gli edifici più alti e tutti con scalinate davanti. Dove fare questo sforzo per capire cosa era lo splendore di Venezia che sia tutti i visitatori incantati e diceva città in maniera veramente, e la è ancora una città che non ha nessun confronto. E poi parlare di Venezia, dell'Oriente, del Nord, vero Roberto? C'entra niente, è unica, è veramente unica. Secondo me, ve l'ho detta, lo ripeto, è la più grande creazione dell'intelletto umano. Dai che andiamo in campo, la Zoe gioca al lotto, perché il lotto è un gioco veneziano e non napoletano. Qui è la casa del Sebastiano Venier, quello che ha sconfitto i turchi a Lepanto. Riccardo? Ah no, ti non ti sa. Barbara, dimmi la data. Non mi ricordo. Ma va. 1426. 1517. No, guarda che ti hai invertito le cifre, 71. 72 Che fa come me quando che dice che ho 16 anni. Stessa roba. Dai, vieni adesso. La data della... 1400 sicuro. No, 1500. Per ricordare la vittoria di Lerno. Dove andeo? Guardate che non vi ha scampare, Ve la siete voluta? Ve la siete voluta? E adesso Perché già si stanno iniziando a riavvicinare. sì, stanno cercando di scappare, me li tengo d'occhio. Ragazzi, vedete che spesso negli angoli a Venezia c'è un piano inclinato. Vedete che c'è un piano inclinato. Aveva due scopi. Serviva a impedire di nascondersi gli agguati della notte, i ladri, e impediva ai maschi di fare la pipì. Perché te torna sui piedi? Chi è che prova? Davide. Vogliamo vedere? Vogliamo vedere? La foto ricordo sul piano inclinato, ragazzi. Sì, sì. No,
Guarda la meraviglia di sto pozzo del 500, sta a tentare di tirarlo su. Tira su, tira su. Ecco, e vi fai l'esempio di restauri cretini. Guardate se vede che il pozzo lei è in realtà un gran cadin per raccogliere l'acqua piovana, giusto? E dove sono le caditoie, dove sono i gatti? Allora, architetti, i piccarie, agli anei, lettiera. Certo, guarda il restauro idiota, lo rialza alla pavimentazione delle tracchite, questi lì famosi masegni. Io per chissà dove i gatti, io li ho considerati inutili, perché tanto i ponti. C'era ancora qua sotto? Magari. Guarda, che noi si veppi e vendesti invece, perché gli è de pietra, C'erano, non so se San Tommaso c'erano, in tanti posti ci sono. ma c'è. Qua, Quali hanno persi? Qua lei è un architetto, neolaureato secondo me. Sì, un geometra secondo me. No, ma ha con tanta esperienza. Al serale anche. Meno male, bello di te. Quando avevo una volta ero ragazzo, ero tutto elegante, qualche mese fa, ero tutto elegante, avevo una giacca rossa di cui ero orgogliosissimo, mi ero preparato, avevo un incontro qui, tenevo, giacca rossa, sto per arrivare a un colombo, me la fa. Centrato in pieno. Disperato in canale che cercavo di rimediare un fallimento l'incontro. Quelle foto a vicenda lì, si scambia. Ah, gondola.